Un altro traguardo per l'azienda ospedaliera di Padova: è stato eseguito con successo il primo trapianto di fegato completamente robotico con organo protetto da macchina da perfusione durante l'impianto. La tecnica costituisce un unicum a livello mondiale quanto a tecnica di preparazione dell'organo espiantato e messo in macchina di perfusione e poi impiantato con chirurgia robotica. Con la nostra innovazione, che è prima al mondo, cioè l'utilizzo di una macchina da perfusione che preserva il fegato anche durante la cucitura, che richiede molti minuti, oltre un'ora, in cui il fegato rischia di soffrire e di non funzionare dopo l'intervento, con questa innovazione noi crediamo che questa sia davvero la strada per il futuro. Un'operazione difficile per i chirurghi, una sfida l'ha definita il professor Cillo, come montare l'Amerigo Vespucci all'interno di una bottiglia e farlo nei minimi particolari. Per i pazienti però molti i vantaggi. Il paziente ha meno dolore o non dolore, recupera subito le funzioni, le attività, la ripresa all'alimentazione, il decorso post-operatorio è più breve. Noi riteniamo che questo recupero rapido riduca anche il rischio di infezioni, che nel trapianto è così importante, sapete. Certamente non incidiamo sul rigetto né sulla disponibilità degli organi, ma il paziente ha una qualità di percorso post-operatorio fondamentale che oggi diventa chiave nelle nostre analisi. 2 le persone operate a Padova fino ad oggi: un 53enne culturista friulano e un 71enne di Padova che hanno brillantemente recuperato dall'intervento. A 71 anni non ci aspettavamo un recupero così veloce, 8 giorni di ricovero, 1 o 2 giorni in terapia intensiva e poi immediatamente la ripresa funzionale, l'alimentazione, la mobilizzazione, che sono fenomenali, molto importanti dopo l'intervento, e da quando è tornato a casa, mi raccontava il figlio, ha ripreso un'attività che non aveva neppure tanti anni fa, e quindi questa è la soddisfazione maggiore. Ora l'obiettivo è trapiantare più persone possibili. Grazie alla grande disponibilità di organi che stiamo avendo, la grande capacità con le macchine a perfusione di utilizzare tutto quello che ci viene offerto, e questo ci permette di... E ovviamente vorremmo, complice la disponibilità delle macchine, cioè del robot Da Vinci, espandere il numero di pazienti che vanno incontro a trapianto mini-invasivo.